Città murata invasa dai veneti, 30.000 in 3 giorni a rinverdire i fasti della Serenissima, rilanciando sull'inno veneto e sull'insegnamento della lingua nostrana nelle scuole. Spazio anche per un nuovo fuori programma. Dopo la rottura del tanco di sabato e conseguente allagamento di olio in centro storico, un paio di reclute sono finite KO. Dovevano portare in alto il vessillo del Serenissimo Leone ed invece un ventenne di Cavardere e un sedicenne della Bassa Padovana sono stati travolti da un colpo di calore. Non sono riusciti a sopportare il peso delle divise in panno. Si rifaranno il prossimo anno. Per il resto la festa è filata liscia. Tempo ideale, famiglie e coppiette a spasso e pazienza per il forfait all'ultimo del ministro Luca Zaia. Le bancarelle attirano le curiosità, i bambini allungano il dito su Armi e Delmetti. C'è pure uno spazio dedicato al primo cartone animato con raíces venete in onda da ottobre, ovvero Clifford e il can che parla in veneto. Come sappiamo la lingua veneta viene parlata più di altre lingue in Italia e noi vogliamo che questa rimanga una tradizione locale, che venga mantenuta anche dai nostri figli. Si sale poi tutti sul palco, politici compresi, e qui scatta la par condicio. I veneti non ci stanno a diventare una succursale folcloristica della Lega Nord. Siamo qua, da destra a sinistra, sotto una unica bandiera, intorno a una stessa identità, eredi di una unica e grande, gloriosa storia plurimillenaria. C'è anche Simonetta Rubinato, il combattivo sindaco del PD di Roncade. Se può imparare bene l'italiano, che è una straordinaria lingua, dentro la quale c'è anche un poco della nostra lingua, però se prima di tutto è famiglia che deve dire che è fioi, che parlare dialetto è una bella roba. L'assessore provinciale della Lega Nord, Leandro Comacchio, ha il cavallo di battaglia dell'inno. Avere un proprio inno è una cosa fondamentale e quindi noi altri come politici ci impegniamo a portare avanti questa idea perché il Consiglio regionale del Veneto al più presto deliberi l'istituzione di un inno. Rubinato lancia una vision suggestiva. L'identità veneta ci permette di capire chi siamo e soprattutto dove possiamo andare. Non basta parlare, bisogna studiare, conoscere la storia, conoscere robe, perché l'identità non risponde a domanda. Qua cito uno studioso di studi culturali. L'identità non risponde a domanda chi siamo, da dove veniamo. L'identità risponde a domanda chi siamo, dove vogliamo andare, e sapere da dove che te viene aiuta ad andare nella direzione giusta.